Sono Antonio Tesini della Cooperativa Agricola Camagre. Noi siamo nati come progetto, come scommessa 32 anni fa, nel 1988. Il progetto che avevamo però era chiaro, quello di coltivare, facendo agricoltura biologica, quello di ridare una dignità a un terreno che era stato distrutto e bistrattato, quello di diversificare l'attività agricola. Noi abbiamo detto che la coltivazione deve essere la base, però abbiamo introdotto il discorso della vendita diretta, di andare direttamente nelle città a vendere il nostro prodotto. Abbiamo introdotto il discorso dell'agriturismo. Per farla breve, a distanza di 32 anni, adesso Camagre, da 4 campi veronesi, poco più di 1 ettaro, coltiva 60 ettari ad ortaggi suddivisi su 3 aziende, coltiva circa una 70 di referenze di ortaggi finalizzati alla vendita diretta e lavoriamo qua in Camagre dalle 20 alle 30 persone. Perché abbiamo scelto l'agricoltura biologica? È stata una necessità che è venuta spontanea. Abbiamo visto proprio toccandolo con mano la non sostenibilità di un'agricoltura industriale e convenzionale. Anche se eravamo senza esperienza, abbiamo toccato con mano questo. La scelta è stata spontanea, è stata obbligata, quella di dire no, noi non vogliamo che questa terra sia depauperata, sia sfruttata, sia relegata ad essere solamente uno substrato sterile dove noi continuiamo a raccogliere. Noi coltiviamo nel corso dell'anno circa 70 tipi di ortaggi, ortaggi anche dimenticati, ortaggi che non si conoscono più, e proponiamo in maniera forte la stagionalità dei prodotti. Abbiamo introdotto nelle nostre coltivazioni la coltivazione di fiori dei vecchi orti. Abbiamo fatto una ricerca di quelli che erano i fiori che si coltivavano negli orti una volta, che le nostre nonne coltivavano perché istintivamente associavano alla produzione di generi alimentari, di frutta e verdura, associavano la bellezza di avere anche le fioriture. La fragola è il nostro prodotto di punta. La fragola a Verona si è sempre coltivata. Fragole che vengono piantate ad agosto, fine luglio-agosto, e viene raccolta ad aprile-maggio dell'anno successivo. E facciamo certamente nelle serre dove le piantiamo un sovescio, un miscuglio di sovesci, un miscuglio di essenze, dove c'è il grano saraceno, dove ci sono le leguminose chiaramente. Vengono poi interrato il sovescio e trattato con i microrganismi effettivi, e poi la concimazione è fatta a base di humus di lombrico e letame, ed è un prodotto del quale andiamo molto orgogliosi.